Grazie. Nazionale e diciamo in questa maniera credo che possiamo testimoniare un rapporto che però deve essere cordiale, sicuramente amico, che potrebbe anche essere un inizio di un rapporto più costruito, più strutturato di collaborazione non solo turistica ma anche commerciale tra il nostro territorio attraverso la capitale e il Principato di Monaco attraverso la sua responsabilità di membro del governo del Principato di Monaco. Intanto ancora devo dannato e grazie per aver scelto la sede della Camera di Commercio per questa conferenza stampa. Grazie Presidente. Il Presidente è sempre vicino a questo tipo di iniziative, quindi il ringraziamento è tutto. Passerei la parola al nostro Ministro del Turismo Pierroso per il suo intervento. Grazie mille, signore Consul. Mi dispiace che il mio italiano è molto difficile, diciamo un po' francese, ma vado a provare di parlare un po' italiano. Prima, grazie mille a tutti per il ricevimento che ho avuto a Napoli, specialmente al signore Console Bruno e un speciale grazie al Presidente della Conferenza, perché qui è uno dei tesori di Napoli. Ho visto l'ufficio, ho visto l'edificio che è qui, ma incredibile, signor Nadolini, grazie mille per ricevere a noi e grazie mille per questa esperienza che abbiamo avuto. Siamo molto lieti di essere qui, di essere a Napoli, perché la gente di Napoli, italiana di Sud, ma specialmente di Napoli, è veramente cara al nostro popolo, perché sono gente che sanno veramente scoprire e appreciare la qualità di vita di Monaco, di Monte Carlo, perché noi diciamo Monaco, ma Monte Carlo è la parte che allo stesso tempo un paese e un sogno. Dico sempre che la Monaco Monte Carlo è un paese e un sogno allo stesso tempo. Un sogno d'amore, un sogno di afterlife, dice in inglese, ma si dice anche in italiano l'arte di vivere. E per questo, per parlare un po' di questo, sono venuto con il mio staff di Italia, con il signore Gianmarco Albani, che è il direttore dell'ufficio di Milano, ma anche con la sua squadra, che è la squadra di Monaco, e andiamo a fare una presentazione un po' più completa del nuovo Monaco.